Amici di Sportosi e appassionati di calcio diretto giovanile, ben trovati al campo sportivo di Balestrate per assistere alla partita tra Monreale e Don Bosco Partinico, ovviamente a campi invertiti. Don Bosco Partinico che ospita il Monreale per la penultima giornata della regular season del girone A del campionato regionale. Casa, i quali non hanno praticamente più nulla da chiedere, invece chi come il Monreale di mister Di Gaetano deve tassativamente vincere e mantenere di sé del campionato regionale nove province siciliane. Conosciamo tra altre cose anche il nome di una delle finaliste, della finalista dell'altro girone palermitano, ossia Don Carlo Misilmeri, che ha stravinto il girone A. Questa qualifica per la prossima fase, intanto in versione di campo Monreale che attaccherà da destra a sinistra per quanto riguarda il primo tempo, con la solita divisa tutta in blu, maglia a scacchi bianca e nera con neri anche calzettoni e calzoncini per il Don Bosco Partinico. A breve anche la lettura delle formazioni. Partiremo naturalmente con quella casa, mettiamo con il fischio d'inizio che arriva in questo istante, quindi mettetevi conti, inizia Don Bosco Partinico Monreale, penultimo atto del campionato regionale juniores che ci ha regalato tante emozioni. Subito attacca il Monreale alla ricerca del gol, chiuso però con questo intervento sei dita. Tante le novità di formazione, diverse se non altro per mister Di Gaetano rispetto alla vittoria abbastanza larga per 6-1 di 2 giorni fa, meno di 48 ore fa, contro l'altra squadra partinicese, ovvero il Partinica Audace. Si è giocato al Boncore. Intanto c'è subito la discesa di Jaimo che va in mezzo e l'uscita a terra da parte di Marrocco. Subito giocata in avanti, ma va a recuperare come di consueto Randazzo, un giocatore che anche nell'ultima gara, ma direi per tutta la durata del campionato, ha dimostrato di avere tanta personalità oltre a doti atletiche che quasi sarebbero, così dire, poco previste per un giocatore della sua stazza. Tanto sei dita, la gioca in avanti all'indirizzo di Costantino, palla colpita di testa da Nobile, poi recupera palla De Cofano per il Monreale. De Cofano, recupero importante, non c'era 2 giorni fa contro il Partinica Audace. Intanto il colpo di testa all'indietro di Follari ci consente di andare alla lettura delle formazioni, partendo dal Don Bosco Partinico che schiera Marino in porta. C'è stata un'inversione abbastanza incomprensibile. Marino in porta, poi con il numero 2 Franzone, numero 3 Nobile, numero 4 Marrocco, numero 5 Console, numero 6 Bocino, numero 7 Valenti, numero 8 Marino, numero 9 Paradiso, numero 10 Davide Marino, numero 11 Lo Iacono. Qui intanto la corsa di Jaimo si perde fuori. I Marino in campo sono Francesco Marino, c'è un Francesco Marino in porta, c'è un Francesco Marino con il numero 8. Per semplificare, quando Marino effettuerà intervento verrà chiamato in causa il portiere, lo chiameremo semplicemente Marino. E poi c'è anche Davide Marino con la maglia numero 10. Risponde il Monreale con in porta Cannella, poi con il numero 2 De Cofano, numero 3 Jaimo, numero 4 Carlino, numero 5 Follari, numero 6 Davì, numero 7 Randazzo, numero 8 Stefano Parlato, numero 9 Costantino, numero 10 Uzzo, numero 11 Seidite. C'è un fischio, fallo commesso da Randazzo, punizione
per la squadra guidata da mister campione Ciriello. Vittoria netta, quella ottenuta all'andata al Boncore dalla Monreale. Una partita che non ha avuto storia fin dall'inizio, nonostante i tentativi della squadra partinicese. Mentre intanto occhio al calcio di punizione con la palla scodellata verso l'area, allontana De Cofano sulla battuta di Francesco Marino. Poi di testa sedita, Costantino col tacco non riesce a gestirla, allora Francesco Marino, pressato, riesce a tenerla in mezzo a due, il capitano del Don Bosco Partinico, che tocca per ultimo. Allora fallo laterale per il Monreale, nello specifico per De Cofano. Colpo di testa di Paucina, con la palla lanciata in avanti da Paradiso, cerca di buttarsi nello spazio Valenti, viene però chiuso da Davì in gol nella goleada di 48 ore fa contro il Partinico Audace. Giocatore anche lui protagonista di un grande campionato fino a questo momento, premiato anche in fase realizzativa proprio nell'ultima gara giocata dai ragazzi di Di Gaetano, per cui provano a uscire palla al piede con De Cofano. Randazzo, passaggio corto per 6 dita, per Randazzo torna sul pallone, lo recupera, cerca di lanciare allora l'altro attaccante in campo, però sia Costantino, ha intercettato però Nobile, poi lo Iacono non riesce a servire i compagni e sarà dunque fallo laterale. Qui chiedeva una deviazione il numero 11 del Don Bosco Partinico, cioè si rimonta un fallo laterale a disposizione del Monreale. Randazzo però non riesce a giocarla, allora rimessa De Cofano di testa, poi Randazzo di prima a 6 dita. Dita cerca di scavalcare provando a servire Costantino, anticipato dall'intervento di Console. Fallo laterale, zona d'attacco per il Monreale. A breve farò anche il consueto punto sul girone B palermitano di questo campionato regionale juniores, che tante emozioni sta regalando nella lotta di testa. Qui intanto Follari va dentro area con le mani, interviene Davì in qualche modo, poi Stefano Parlato, conclusione che si impenna e si perde sopra la traversa, dicevo, del girone B del campionato regionale juniores. Tra le altre cose sono in campo altre 4 squadre, altre 2 partite del girone. Una di queste riguarda anche la lotta al vertice, intanto qui Follari che la tocca con le mani, calcio di punizione. Si stanno giocando sul campo di Terrasini, Città di Cinisi, TuS Palermo, attualmente sullo 0-0, e al Franco Monaco di Palermo TF Club contro Parmanval è in vantaggio, almeno per quel che dice tutto campo, la squadra ospite 3-0. Tutto campo che tra altre cose per il momento assegna un vantaggio al Monreale che in realtà non è reale, visto che siamo sullo 0-0. Secondo tutto campo è in vantaggio la squadra di Di Gaetano per 1-0. Ricordo che alle 18:30 invece al campo della Panormus il Resultana San Lorenzo affronterà il San Giorgio Piana, mentre qui intanto la palla fiondata non arriva in area di rigore, è provato Nobile a metterla in mezzo, nessuno però ha raccolto il suo invito, anzi si trattava del numero 6 Baucina. Ricordo che la classifica, in virtù di questi risultati, vede la Parmanval virtualmente in testa a quota 48, a quota 40, scusate, 38 sono invece i punti di Monreale e Resultana San Lorenzo. In questo momento le due squadre sarebbero perfettamente a parità di partite giocate, in attesa ovviamente che Resultana giochi contro il San Giorgio Piana, in attesa anche dell'ultima giornata in cui i ragazzi di Maiocco riposeranno. Ma attenzione a De Cofano che mette in mezzo, doppia deviazione, prima Console e poi Baucina, palla in calcio d'angolo. Parlato scambia con De Cofano, mette in mezzo, colpo di testa a metter fuori da parte di Francesco Marino, prova ad uscire palla al piede senza successo Davide Marino.
non riesce a giocarla, il numero 3. Altra palla in fallo laterale, la guadagna questa volta. Colpo di testa da parte di Console, ma c'è stato un fallo e conseguente calcio di punizione per il Monreale. 8,5 sul cronometro. Follari porta su palla, la gira su Randazzo, ancora Follari. Davi subito per Jaimo, che ha campo da prendere sulla sua corsia, va a lungolinea alla ricerca di Parlato, si è buttato nello spazio Uzzo, lo ha cercato Parlato, c'è stato l'intervento da parte di Console. Rimessa in zona d'attacco, vedremo se Jaimo la tramuterà in un corner con le mani andando lungo verso la di rigore. Così è infatti, palla colpita di testa da Paucina, poi arriva ancora Jaimo, che però poi sbaglia il tocco. Subentra nell'azione Carlino trattenuto da Davide Marino, l'arbitro lascia giocare anche perché ha ancora palla il playmaker del Monreale, in gol 2 volte contro il Partinico Audace. Tra l'altro il primo gol veramente molto bello, con un gran tiro da fuori area col sinistro, lui che ha come piede forte il destro, ma che ha dimostrato comunque di giocare senza paura col piede teoricamente debole. Costantino intanto incrocia, palla fuori. Anzi, si trattava di Parlato, che viene subito catechizzato dal suo tecnico. La battuta lunga intanto di Marino, interviene Randazzo, poi Marrocco, contrastato fallosamente secondo il direttore di gara. Calcio di punizione battuto troppo velocemente da Marrocco, il quale non riesce a servire Paradiso, e allora rimessa per il Monreale, che chiama in causa il suo portiere Cannella, che torna dunque a difendere i pali del Monreale. Turno di riposo per lui 2 giorni fa contro il Partinico Audace. È toccato a Rancatore, che si è districato bene, ha preparato un rigore sulla cui ribattuta però è arrivato il gol inutile se non ai fini statistici, segnato da Durantini. Qui Davi perde una brutta palla, poi lotta per riconquistarla, quantomeno rallenta gli avversari. C'è Davide Marino al limite, la palla per Marrocco che carica il destro, ribattuto, arriva dall'altra parte Paradiso che scavalca, ma mette la palla fuori sull'uscita di Cannella. E subito i rimbrotti di Marco Parlato all'indirizzo di Davi. Più attenzione, rischio palla persa ancora dal Monreale in disimpegno. Davi deve impegnarsi, serve Jaimo, fermato in fallo laterale, battuto su Parlato, colpo di testa. Uzzo cerca di passare, viene fermato, rimessa Monreale proprio davanti alla panchina degli uomini in maglia blu, con Jaimo che se ne va ad occupare. Palla che arriva da Stefano Parlato, che in qualche modo la gioca su Seidita. Seita fa correre De Cofano, arriva sul pallone il numero 2 che mette subito in mezzo, deviazione di Paucina, rimessa ancora in zona d'attacco per il Monreale, che sta provando ad accelerare, forse colpito dal pericolo scampato di circa un minuto fa. Con le mani va Follari direttamente in area di rigore, cercato Uzzo che colpisce di testa, colpo di testa che però risulta debole e di più impreciso. Occasione importante per Uzzo, che torna titolare nelle ultime partite. Mister Di Gaetano gli ha preferito Campanella. Intanto colpo di testa a mettere fuori di Uzzo, di testa anche Costantino, poi arriva Parlato che recupera palla, Parlato fermato da Console e l'arbitro fischia un calcio di punizione molto interessante in favore del Monreale.
calcio di punizione dunque. Sul pallone ci sono Parlato e De Cofano. Dovrebbe andare però Stefano Parlato a calciare. C'è il fischio dell'arbitro. La rincorsa di Parlato che colpisce in pieno il muro. Ancora Parlato che dribbla un avversario, poi va giù. Ha perso l'equilibrio dopo aver dribblato il suo avversario. Uzzo ha recuperato già palla, tocco per Parlato in posizione regolare. Parlato col cross di Trivela e l'arbitro segnala fuori gioco dopo qualche secondo. Fino ad arrivare al ridosso del suo giocatore, quindi concetto di era tecnica un po' labile, quanto comunque l'impianto di Palestrate sia decisamente a mio parere superiore rispetto agli standard di altre strutture. Randazzo cerca questa palla lunga, Uzzo non riesce a colpire, viene fermato da Franzone, poi non riesce a evitare il fallo laterale Valenti. Allora con le mani già sempre verso l'area, si gira Parlato non ha luce per il tiro, allora c'è lo scarico, Uzzo anzi sei dita, la perde nel contrasto e allora prova ad uscire il Don Bosco Martinico, anche se qui sbaglia Francesco Marino, allora Sedita può tornare sul pallone, viene fermato dall'intervento di Baucina, fallo laterale Monreale che non fa uscire gli avversari. Randazzo con le mani cerca l'area, colpo di testa di Uzzo, forse se l'è colpita anche sulla spalla, forse l'ha proprio colpita con la spalla Uzzo. Fatto sta che è arrivata la parata semplice di Marino che va subito al rilancio, il tocco da parte di Loiacono, poi avanza Davide Marino che lancia per dita su Paradiso, esce con i piedi Cannella fuori dall'area. Follari allunga la falcata, prova a dargli una mano Sedita e ci riesce. Continua l'avanzata del Monreale con 5 uomini, uno di questi è Costantino che però non riesce nell'aggancio e palla in fallo laterale. Costantino, scambio con Follari in posizione ovviamente regolare. Follari con il cross, colpo di testa, per ancora palla al limite. Uzzo tenta il tiro deviato, parato da Marino. Rinvio con il colpo col mancino di Carlino, male qui Console, poi Parlato di testa, subentra Franzone che la gira più lontano, Randazzo, Sombrero e poi tocco d'esterno, Uzzo col tacco, la apparecchia per Costantino la fa scendere e calcia, la palla bloccata in due tempi da Marino. Ci stava qui la conclusione da parte del numero 9. Qui Parlato di testa, la mette fuori, stoppa tentativo di ripartenza del Don Bosco Martinico. Ricordo che la prossima settimana il Monreale chiuderà il proprio cammino nel girone con le gare dell'ultima giornata, Monreale che riceverà il Città di Cinisi, mentre la Parma va all'affrontare l'Oratorio San Vincenzo, come detto riposerà il Resultana. Qui intanto fallo probabilmente su De Cofano, non secondo l'arbitro. Marino la gioca vicino per Console che calcia lontano, trova Paradiso che poi lascia il pallone a Marrocco. Marrocco prova a far viaggiare proprio il suo numero 9, anticipato però da Follari. Cannella lancia senza pensarci due volte, di testa interviene Baucina, poi De Cofano la gioca, la tiene in campo, non secondo l'arbitro però.
colpo di testa di Seidita, poi di testa anche lo Iacono, dove c'è ancora il numero 11 avversario. Seidita vince il primo rimpallo, poi non arriva più sul pallone, che è preda di Marino. Sale a pressare Costantino, Marino va a lungo, c'è lo stop a seguire, interviene De Cofano. Parlato, riesce a scaricarla molto bene su Uzzo, ancora attacco vivo per il Monreale. Uzzo, la palla è per Parlato, la parata di Marino che la blocca col mancino sul primo palo di Stefano Parlato. Marino, bella parata questa allo scadere del minuto 19. Qui Francesco Marino col palleggio fermato, l'arbitro fischia, fallo di Seidita. Capitano del Don Bosco Partinico va al lancio lungo di testa Davi. Carlino se la sistema di testa, però non riesce a giocarla anche per l'anticipo di lo Iacono. La rimessa di Giaimo, voto tutti di testa, poi Franzone rilancia più lontano che può, Marrocco con la spalla per Davide Marino, Follari manca l'aggancio, bravo nell'uscita Cannella, letteralmente al ridosso della linea dell'area di rigore. Randazzo, lancio lungo, controlla Seidita, c'è anche un po' di vento che rallenta la traiettoria dei palloni. Stefano Parlato, tocco per Costantino, sono in 4 del Monreale contro 3 del Don Bosco, alla meglio il colpo di testa Console, poi pallone recuperato da Seidita, il palleggio di Seidita, conclusione forse anche ostacolato da Carlino, insiste il Monreale con De Cofano. Uzzo in anticipo, Carlino non riesce a controllarla, allora la sfera diventa buona per questo lancio di Valenti, fuori misura. Spesso e volentieri il Monreale attacca nella tre quarti avversaria in superiorità numerica, non è ancora approfittato la squadra di Di Gaetano, che qui con Davì allontana la sfera. Uzzo mette giù, se la sistema e fa partire i compagni, attende il movimento di Parlato che viene incontro, si calcia addosso però Carlino. Parlato può andare fronte alla porta, lo insegue Francesco Marino, tocco per Seidita che non ci crede, può mancare qualcosa. Intanto la spinta evidente di Davide Marino ai danni di Carlino, dicevo, sembra mancare qualcosa in fase realizzativa al Monreale. Carlino, Davide, lancio lungo, colpo di testa di Costantino, giusta l'idea, calibrata male. Giaimo di testa, poi prolunga Uzzo, Parlato, la calcia addosso ad un avversario, la palla finisce fuori. E Giaimo può andare con le mani. Rimessa lunga di Giaimo, colpo di testa da parte di Franzone, poi Francesco Marino fermato senza fallo. E allora attenzione a Costantino, prova col destro, ribattuto, la palla è ancora buona. Seidita prova ad andare sul fondo, ancora Seidita inseguito, mette al centro il pallone, Franzone, ma la palla è ancora buona, ancora per Seidita che prova ad arrivare di testa, calcio di rigore, la carica di Paradiso, scordinato, fuori tempo e soprattutto andando a colpire Seidita, e calcio di rigore per il Monreale che la può sbloccare proprio a metà del primo tempo. Si è portato sul pallone neanche a dirlo Stefano Parlato. Vedremo se riuscirà a sbloccare anche questa partita come fatto 2 giorni fa contro il Partinico Audace. Direttore di gara che invita tutti a stare fuori dall'area di rigore, regola tanto discussa anche in questi giorni, anche in campionati ben più elevati.
è Parlato contro Marino. Fischia l'arbitro. Parte Parlato con il destro. La palla si insacca, non senza brividi. Monreale che passa a condurre con il gol, l'ennesimo di Stefano Parlato. Aveva intuito la traiettoria Marino, che aveva anche mandato la palla sul palo, però la palla si è poi insaccata. E allora, quando sono passati 23 minuti e 40 secondi, passa a condurre la squadra di Gaetano con Stefano Parlato, che trova la rete dello 0-1. Intanto aggiornamento anche dall'Omo, dove la Parma sta banchettando contro l'ATF. 4-1 per il momento il parziale dal campo sportivo di Partanna Mondello. Intanto attenzione alla corsa di Carlino, d'esterno mette in mezzo col tacco addirittura da allontanare Nobile. Qui intanto la corsa di Parlato, anche lui d'esterno mette in mezzo, l'uscita di Marino, giustamente l'arbitro fischia fallo. Gol di Parlato, il numero 15 del suo campionato. In questo momento ci sarebbero 3 squadre a quota 40 a 90 minuti dalla fine, 90 minuti per tutte e 3. Ricordo ancora una volta, come già fatto lunedì e come fatto anche qualche minuto fa, che il Resultana San Lorenzo terminerà oggi il suo campionato. Intanto Costantino mette giù il pallone, c'era Parlato tutto solo, Costantino ha perso l'attimo per calciare, poi Parlato passa in mezzo a 2, spezza il raddoppio, subisce fallo, calcio di punizione. Arriva Carlino per la battuta. Andrà Carlino alla battuta, 26 minuti 15 secondi trascorsi, 5 in barriera per Marino che copre anche il primo palo con Marrocco. La battuta di Carlino che ha cercato il centro della porta, deviazione della barriera, calcio d'angolo. Qui la mossa astuta da parte di Andrea Carlino, quella di non calciare sul palo della barriera. Qui intanto palla dentro, non perfetto Marino, prova ad arrivare Davi che ricicla il pallone, viene stoppato il suo tiro, poi arriva Follari sopra la traversa. Il tentativo di Roberto Follari, palla sopra la traversa. C'è la battuta da parte di Marino, poi a vuoto Franzone, prova ad arrivare sulla palla Stefano Parlato, non ce la fa. Rimessa di Franzone per Marino che non sa chi darla, torna dal suo terzino destro. Consolè, palla allargata per Baucina che la gioca subito avanti su Marrocco, colpo di testa a cercare Paradiso, copre la traiettoria De Cofano, si accontenta del fallo laterale. 28 minuti questo primo tempo col Monreale meritatamente in vantaggio, seppur su rigore conquistato la salita, trasformato a Parlato. Qui ottima la giocata di Francesco Marino,
fischiata la manata. Fischiata la manata di Francesco. La battuta del portiere del Don Bosco Partini, colpo di testa di Uzzo, poi arriva Sedita che appoggia a De Cofano. Battuta lunga per la corsa di Randazzo che si propone a destra. Randazzo col palleggio, difende il pallone, colpo di testa di Baucina, fallo laterale. Torna ad attaccare il Monreale con questa rimessa proprio del numero 7. Uzzo, controllo e scarico ancora su Randazzo. Il cross la lascia scorrere Marino. Battuta corta su Consolè che va a lungo, colpo di testa di Jaimo che può rigiocarla sempre di testa dove c'è solo maglie bianconere, decide di allontanare Franzone sui piedi di De Cofano. David apre su Follari che controlla, ancora Follari, scambia con Randazzo, corre il numero 5 del Monreale che ha tante opzioni, va a cercare Costantino che forse era in fuorigioco, in ogni caso non ha controllato la sfera mentre scade in questo istante la mezz'ora qui al campo sportivo di Balestrate. Il risultato è di 1-0 per il Monreale sul Don Bosco Partini, con cui Costantino ancora una volta forse poco convinto, poi arriva a dargli una mano Uzzo al limite sinistro da dimenticare. Di Marino, di testa Randazzo, la ricaccia indietro, colpo di testa poi da parte di Nobile, prova ad uscire il pallone Davide Marino, viene fermato fallosamente da Randazzo, punizione. Lo Iacono inseguito da Parlato, interviene Jaimo, poi ancora lo Iacono dove c'è Carlini. Per Randazzo che ha metri da prendere, Randazzo però deve evitare l'intervento di Paradiso che è irruento e vale il calcio di punizione in favore Davide. Carlino riesce a farla passare, per sbaglio il passaggio che è preda di Baucina, poi Davila fa uscire in fallo laterale. Parlato, scambia con Carlino, autore del gol che sta decidendo la partita. Davi esce palla a piedi in mezzo a due, poi serve Uzzo. Parlato aspetta troppo il pallone Davi, concede un nuovo attacco al Don Bosco Partinico, un po' troppo impreciso il numero 6, solitamente impeccabile come in questo caso in cui porta via la palla agli avversari. Lo Iacono, Randazzo col solito anticipo, può andare in campo aperto il Monreale, arriva proprio Randazzo a gran velocità, perde un po' di tempo a servirlo Costantino che avanza palla al piede, vede Uzzo dall'altra parte, lo serve male. Può rientrare la difesa del Don Bosco con Uzzo che si appoggia a Parlato. Parlato la fa passare per Uzzo, si toglie Randazzo, allora Uzzo può andare. Uzzo era di rigore, fuori gioco. La battuta di Marino sui piedi di Lo Iacono. Via con una magia, si tratta di Sedita in area di rigore, si incaponisce col dribbling e spreca una grande opportunità. Davi
Uzzo la fa correre dalle parti di Parlato che accelera. Parlato anticipa Franzone che però gli si mette in mezzo tra sé la palla. Grande chiusura difensiva qui di Franzone. Attenzione all'altra parte con Gemo che non riesce a prenderla. Poi può andare Valenti. Servizio in area. Esce Cannella. De Cofano. Palla un po' imprecisa a metà tra Davì e Jaimo. Alla fine i due riescono a giocarla. Palla che passa, ma Parlato non la riesce a gestire. Allora Console su Randazzo. Scambio con Parlato. Ancora i due a palleggiare. Parlato, controllo non perfetto. In mezzo a tre riesce a passare. Subisce anche il fallo di Francesco Marino. Si gioca per il vantaggio. Carlino con spazio. Palla per Costantino. La posizione è regolare. Costantino in area, controllo sbagliato. Non è sicuramente la giornata di Alessio Costantino fin qui, tanti errori. Qui rischia e perde una brutta palla Baucina. Passa Uzzo che però si trascina il pallone oltre la linea laterale. Dal Don Bosco. Uzzo cerca con una palla forse un po' cervellotica. Parlato, c'era spazio per andare dall'altra parte. Va invece oltre a metà campo il Don Bosco Partinico con Davì che in qualche modo interviene. Arriva per primo Francesco Marino che la gioca su Paradiso. Colpo di testa poi di Marrocco. Posizione regolare per Francesco Marino che va a puntare De Cofano. Costretto però ad andare spalla alla porta. Propone comunque il cross. Interviene Randazzo. Sei dita. Cambio gioco. Buono nelle intenzioni, non nella giocata. E poi spazza Franzone direttamente tra le braccia del portiere. Tanto avvalanga la palla contro l'ATF. 6-1. Possibilmente prima della fine del primo tempo. D'altronde TF peggior difesa del campionato. Ci sta che subisca valanghe di gol. Una squadra che lotta per vincere il campionato. Il cross di De Cofano al centro. Marino la blocca. Invio del portiere dei bianconeri. Ancora però Monreale in possesso. De Cofano propone questa palla, prova ad arrivare Parlato al secondo palo. Franzone però la mette in fallo laterale. Palla messa in mezzo, colpo di testa di Francesco Marino. Poi Paradiso spazza. Davì di testa ripropone. Jaimo la palleggia verso il centro del campo. Interviene ancora Capitan Marino, ma c'è Carlino. Randazzo. Parlato apre su De Cofano. Ancora Randazzo. Parlato prova a metterla al centro. Costantino scavalcato. Allora arriva Uzzo. Rimessa con l'intervento da parte di Jaimo. Poi Carlino. Davì. Carlino si gira con la ruleta. Poi tocco per Randazzo. Uzzo si libera con la palla in area di rigore. Fuori gioco di Parlato. E qui ancora una volta un attacco sprecato dal Monreale. Siamo agli ultimi 7 minuti del primo tempo. Monreale che appare totalmente in controllo della partita, ma che probabilmente per togliersi qualche preoccupazione dovrebbe cercare di raddoppiare prima dell'intervallo. Ci prova Costantino, conclusione fuori.
entrare in partita il numero 9 che non sta vivendo il suo miglior pomeriggio. Intanto pallone allontanato, Carlino non controlla, Marrocco scarica su Davide Marino che fa salire i compagni, viene rallentato, alla fine perde palla. Uzzo passa in mezzo a due, scarica su 6 dita, pallone di ritorno per Uzzo che non la tiene in campo. Andare con le mani Baucina, brutta rimessa ai limiti anche del cambio, l'arbitro Grazia, il numero 6 del Don Bosco Partinico. Davi rischia contro Marrocco che poi lo stende. Il calcio di punizione per il Monreale con Davi che viene graziato dal direttore di gara. Il fallo c'era, ha rischiato veramente tanto. Centrale difensivo del Monreale che qui guadagna una rimessa. Davide Folla, tocco per Carlino. Carlino può avanzare. Davide invio di Cannella dalle parti di De Cofano che controlla in avanti 6 dita, cerca di passare col dribbling ma lo conduce all'uscita Console, anzi Baucina. Altra rimessa al limite qui di Baucina, poi Francesco Marino, Marrocco fermato, Costantino attacca ancora in massa il Monreale. Costantino cerca la palla per Randazzo, ancora una volta giocata male e altro attacco che sfuma. Randazzo recupera palla, spazio davanti a sé Randazzo, limite dell'area, cerca il tiro, poi 6 dita sulla ribattuta. 6 dita, converge, palla sul sinistro, lo prova, calcia male però. Jaimo interviene, poi la gioca in avanti lo Iacono, anticipo di Davi, poi Parlato, palla messa fuori. Intervento ancora di Jaimo, poi Franzone, palla che passa, non ci arriva nessuno, la insegue Marrocco ma Davi è in vantaggio. Qui Davi rischia e se la trascina fuori. Rimessa verso l'area di rigore, allontana Randazzo sul petto di Nobile che calcia male. Batte lungo Follari, 6 dita, fa passare su Costantino che gioca col tacco. Uzzo, Parlato, non controlla bene neanche questa volta, poi lotta e Uzzo prova a recuperare ma è bravo Franzone. Carlino, Parlato subito per Uzzo. Uzzo, pallone in profondità per Parlato, Parlato va sul fondo, Parlato sterza ancora, Parlato, l'uscita di Marino. Davi esce palla al piede per primo, tocco per 6 dita che tocca male, c'è stato il fallo di mano. Punizione per il Monreale.
cercata, Paradiso lo insegue, poi ancora Follari che ha sbracciato su Paradiso, secondo il direttore di gara, stesso fischio avvenuto qualche minuto prima a parti invertite. Battuta lunga di Marino, controllo di Randazzo, Uzzo gira su se stesso, lancia verso Seita e viene anticipato da Baucina, poi Follari lancia in avanti, trova De Cofano che la fa rimbalzare, allora lo anticipa Console, poi l'accelerazione di Seidita che può arrivare sul fondo, Seidita mette al centro, viene chiuso in calcio d'angolo, potrebbe essere l'ultima palla del primo tempo, questo corner in favore del Monreale con Parlato, direttore di gara che non ha segnalato recupero. Parlato propone al centro, non arriva nessuno, quella palla lanciata in avanti dove non ci sono maglie bianconere e il direttore di gara pone fino al primo tempo. 1-0 per il Monreale, dopo i primi 45 minuti decide il calcio di rigore segnato al 24esimo minuto da Stefano Parlato. Tanti errori, tanta imprecisione soprattutto in fase offensiva per il Monreale, che per il momento non riesce ancora a chiudere la partita. Noi a breve torniamo qui dal campo sportivo di Palestrati, intanto alcune immagini dei campi targati Sportisili, a tra poco. Nissa e Don Carlo Misilmeri anticipano al sabato pomeriggio per consentire a Canicattì e Catania di giocare allo stadio Marco Tomaselli l'incontro che potrebbe regalare la Serie C matematica agli Etnei e allora spazio per una partita tra due squadre che sono reduci da una sconfitta. Nell'ultimo rispettivo incontro di campionato si comincia allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta con il primo tentativo da parte della Don Carlo Misilmeri direttamente dal rinvio di Marino. La palla arriva a Lucera, sembra in anticipo il portiere della Nissa che però sbaglia l'uscita, c'è il salvataggio sulla linea e dunque subito prima palla gol per la Don Carlo, che in questo caso poi si deve difendere da un'avanzata sulla sinistra. Parte il cross a ricerca di Vignone, anticipato, la palla arriva a Fragapane che calcia rasoterra, facile per Simone Marino. Dall'altra parte Don Carlo che attacca ancora con Lucera, ispiratissimo, cercato e trovato da Concialdi, sterzo col primo avversario, salta il secondo avversario, calcia con il destro di potenza, palla sopra la traversa, la disperazione di Raimondo Lucera. Dall'altra parte Concialdi in back-cambro che arriva sul fondo, mette al centro, l'uscita sui piedi di Matera che non riesce nel tapin vincente, poi calcio di punizione per la Don Carlo, minuto 25, il solito piede sinistro di Concialdi a cercare il colpo di testa di Giuliano, palla sulla traversa, opportunità che sfuma per la Don Carlo Misilmeri che poi ci prova con un calcio di punizione. Sulla palla c'è Ambro ma soprattutto c'è Piero Concialdi che parte col sinistro a cercare il secondo palo, palla che sorvola la traversa e un assolo della squadra di Aronica che attacca sulla destra con Sino, il quale prova ad accentrarsi, salta il primo avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia e trova l'opposizione del portiere, palla in calcio d'angolo. Attenzione però a quest'ultimo tentativo del primo tempo con la Nissa che ci prova, la palla arriva ancora a Fragapane che sorvola la traversa di pochi centimetri. Veniamo al secondo tempo allora, che viene anticipato da questa opportunità per la Don Carlo. La palla arriva sul secondo palo per Mendola, la respinta provvidenziale in calcio d'angolo. Veniamo adesso allora al secondo tempo che parte subito con un'opportunità dopo una decina di secondi per la Nissa che attacca sulla fascia di destra, propone questo cross al centro, c'è la sforbiciata, è fermo Marino, la palla sorvola la traversa. Veniamo allora dall'altra parte con Lucera che salta un avversario, si presenta tutto con il portiere, apre il piattone e porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, torna a segnare e vola in doppia cifra Raimondo Lucera, l'uomo in più della Don Carlo Misilmeri in questo finale di stagione, quasi sempre in gol il numero 11. Poi pochi minuti più tardi Sino indirizza per Concialdi che decide di crossare col destro, arriva sul secondo palo Riccardo Pellegrino e subito il raddoppio della Don Carlo. Sono passati appena 4 minuti
dall'inizio della ripresa e il terzino sinistro misilmerese torna titolare e torna al gol, ma qui cioccolatino vero e proprio da parte di Piero Concialdi, non sarà l'ultimo della sua partita, qui contropiede della Don Carlo che gioca sul velluto proprio. La palla per Concialdi che controlla, salta nettamente un avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia dal limite, la palla sorvola di poco la traversa. È uno show della squadra di Aronica che qui però deve tornare a difendersi su questo calcio angolo. Il colpo di testa e la parata da parte di Marino che si sdraia sul secondo palo e la mette in calcio d'angolo. Altra palla inattiva interessante per la squadra di Sferrazza che propone questo cross al centro. Altro colpo di testa e ancora molto difficile la parata di Simone Marino. Poi veniamo al 20° della ripresa con Manfred che entra e innesca subito Sino, il quale si presenta alla conclusione, palla che sbatte sul palo, occasione per lo 0-3 per la Don Carlo Misilmeri che poi riparte ancora con Manfred, la palla per Concialdi in campo aperto, potrebbe andare a calciare il numero 10, però vede con la coda dell'occhio Raimondo Lucera che deposita nella porta spalancata il gol del 3-0, doppietta personale, ancora una marcatura multipla per l'ex giocatore del Palermo che dunque porta la sua squadra a 3 lunghezze di vantaggio. Nissa praticamente disarmata che ci prova più con la forza della disperazione che con altro. Occasione qui sulla fascia di destra con un'altra palla messa al centro, il colpo di testa e Marino si supera. Altra parata straordinaria da parte del portiere della Don Carlo Misilmeri che qui ancora deve difendersi con l'altra palla messa al centro, il tiro al volo di sinistro, palla sopra la traversa. Non molla, almeno prova a non mollare la Nissa, già contestata dal suo pubblico. Dall'altra parte sul velluto la Don Carlo, angolo di Concialdi per Manfred e ci vuole il miracolo per evitare il gol dello 0-4, gol dello 0-4 che però arriva tra poco. Concialdi, grande sterzata sul primo avversario, altro dribbling, palla sempre incollata al sinistro, spiazzato il portiere, 0-4 e come potete sentire sullo sfondo gli applausi del pubblico del Marco Tomaselli, lo sportivo pubblico di Fede Nissena che non può non ammirare questa perla da parte del numero 10 che poi all'uscita al campo, come sentite, viene tributato del giusto e meritato applauso da parte del pubblico della Marco Tomaselli. Vogliamo chiudere i nostri ragazzi con queste immagini, poi il triplice fischio, vince la Don Carlo che torna a sperare la qualificazione ai playoff, si mette male per la Nissa. Da Sportisili è tutto, alla prossima. Da queste parti molti stavano aspettando questo giorno in cui bisogna mantenere la freddezza giusta per non cadere, alimentando il fuoco, scacciando le pressioni. Amici di Sportisili, ciao! Da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità e Geraci, città di Casteldaccia. Siamo nella 24esima giornata del girone B di promozione siciliana. Pallone dentro sul primo, per lo spizzata e c'è il gol da parte di Cazzese, la rete del Geraci. Il calcio d'angolo battuto dalla mattina, la sponda di testa da parte di Serio, la rete di Cazzese. Cross in mezzo, tacco per Gelfo, conclusione di Gelfo, scorre sul fondo lentamente. Serio, potente, ancora fuori. La battuta di La Mattina, secondo palo, Lepre prolunga, Serio, deviazione, traversa, Morello respinge via, ancora Morello da terra. Errore di Castigliola, il recupero del Geraci con Viara, allarga da Marrone, va ad inseguire Di Benedetto, pallone verso l'interno, Serio, controlla, aggancia il tiro di Serio, 2-0 Geraci, gol di Gioacchino Serio. Dopo la punizione vincente alla super giovane Castelbuono, solita rincorsa, parte Serio, in porta Morello, la lascia lì, arriva Marrone, ancora Morello, altro tiro che non arriva, ma c'è il fallo in attacco. Albanese pressato tanto da Guzzetta, il cross riesce comunque, pallone che capita a Velardi in area di rigore, si cerca di levarsi via l'avversario e si riesce. Velardi 3-0 Geraci.
si va dietro nel passaggio di Guzzetta per Ferrara. Dall'altro lato da Barbara, calcia verso la porta, sfiora la traversa Antonino Barbara. Vincenzo Alfano per Serio, per Marrone. Siamo anche Velardi, Marrone si accentra, Marrone, ancora Marrone, verso il limite, c'è il fallo, sì, calcio di rigore, il fallo di Nicola Petruzzelli. Marrone, il gol del 4-0 del Geraci, sono 20 in campionato per il bomber della squadra di Mirko, 25 in stagione, partita ormai senza storia. Scivolata di Serio, salva tutto la mattina per far comunicare i propri compagni. Velardi, evitato una scivolata, Velardi! E sono 5 per il Geraci. PR, Marrone di nuovo, spazio per... Torniamo in collegamento dal campo sportivo comunale di Balestrate per il secondo tempo. Don Bosco Partinico contro Monreale. Secondo tempo che sta per cominciare. Lo vedete il punteggio in sovraimpressione 1-0 per il Monreale con il rigore al 24esimo di Parlato. Non ci sono stati cambi nel corso dell'intervallo. Direttore di gara che sta per dare il via alla ripresa che inizia in questo istante. E subito con la palla fuori, la rimessa in favore del Monreale. Don Bosco Partinico è dunque schiera in porta Marino, difesa a destra Franzone, a sinistra Roccino, i centrali sono Nobile e Console. In realtà il cambio c'è stato, a breve ve lo annuncerò. In mezzo al campo ci sono Francesco Marino, Davide Marino con Valenti che gioca a destra, sulla tre quarti gioca lo Iacono, a sinistra adesso gioca Saitta che ha preso il posto di Paradiso, di punta gioca Marrocco. Risponde il Monreale e qui cerca di attaccare sulla destra con De Cofano, la corsa di De Cofano che non riesce ad arrivare sul pallone. Porta nel Monreale c'è Cannella, in difesa a destra proprio De Cofano, a sinistra Giaimo, centrali Follari e Davì, in mezzo al campo Carlino con Uzzo e Randazzo. Parlato gioca tra le linee, in avanti giocano Costantino e Seidita. Per altre cose ha speso uno dei due cambi a sua disposizione mister campione Ciriello, visto che l'altro giocatore a disposizione della panchina è Di Simone. Dall'altra parte a disposizione in panchina il secondo portiere Rancatore, poi Gulino, Brocco, Francesco Parlato, Greco, Bonpasso, Campanella e Parinello. Davì rischia qualcosa sull'attacco di Lo Iacono, poi il controllo non perfetto, colpo di testa di Jaimo. Uzzo, arriva Franzone per prima, allontana, poi Davì con la spalla in qualche modo interviene. Uzzo fermato ancora, Carlino controlla. Negli altri campi già archiviata la pratica TF per la Parmonval. La partita è iniziata un quarto d'ora prima rispetto a questa, perché già all'intervallo vedeva gli uomini di Bellingardo avanti per 6-1, quindi abbastanza scontata la vittoria per la formazione della Borgata Marinara. È ancora 0-0. Ancora 0-0 invece tra Città di Cinisi e Cus Palermo. Il Cus Palermo che in questo pareggio, ammesso che ci fossero ancora delle chance, dice definitivamente addio alla corsa di testa, qualora ovviamente dovesse arrivare il pari. Intanto pallone che rimbalza al limite dell'area di rigore, ultimo tocco di Seidita. Ne approfitto per ricordare anche l'ultima giornata
di campionato, con Partinico Audace e Don Bosco Partinico e Cus Palermo TF, che sono le gare che fanno da contorno in un certo senso. Poi Parmo Palla contro Oratorio San Vincenzo e Monreale contro Città di Cinisi. Marino tiene palla, poi calcia lungo di testa Carlino, poi recupera Parlato, Randazzo, ancora Parlato avanza, salta un avversario, può prendere campo il numero 8 che poi è costretto a tornare sui suoi passi, appoggio sul Randazzo, De Cofano la gira dall'altra parte, un po' rischioso questo tocco per Giaimo che arriva in anticipo, poi Carlino subisce fallo secondo il direttore di gara, allora lo Iacono prolunga dove c'è ancora De Cofano, Randazzo, De Cofano, Randazzo, intercettato il suo passaggio, poi Parlato, controlla male, colpo di testa di Randazzo, poi non gioca bene il pallone Console, allora lo recupera il Monreale. Parlato, salta Franzone, può andare sul fondo, lo accompagna Uzzo, Parlato mette al centro tra le braccia di Marino. Tanto sta per scoccare l'ora di Parrinello. Follari la gioca in avanti, Costantino prova a tenerla, Costantino palleggia con la testa, interviene Nobile, aspetta per il cambio Marco Parlato, c'è la palla messa dentro per Seidita che palleggia, calcia Seidita, palla fuori. Al rinvio Marino, battuta lunga, poi la gioca in avanti lo Iacono, palla raggiunta per primo da Cannella, poi De Cofano, la palla è uscita. Rimessa per il Don Bosco Partinico, colpo di testa di Parlato, poi Randazzo colpito forse, si continua a giocare con Franzone che la spazza, prova ad intervenire Giaimo, in qualche modo agevola l'intervento di Davì, non controlla Costantino, parla direttamente a Marino che la blocca. Il rilancio di Francesco Marino, palla giocata in avanti, poi Marrocco, e Follari col fallo laterale, Parlato, Randazzo, Parlato, corre ancora Randazzo a destra, Parlato vede all'altra parte l'autostrada per Uzzo, Uzzo lungolinea, Seidita, finta di corpo, Seidita, la sterzata, ancora Seidita, il tiro di Seidita, palla alta, ancora un'opportunità sprecata. Qui Marino palleggia in maniera insistita e pericolosa con Nobile, anticipa Carlino, poi Davì, controllo sbagliato, Follari, Cannella col piattone, la calcia lungo, colpo di testa di Nobile, poi Francesco Marino con la chiusura di De Cofano, ancora Davì che ancora litiga col pallone, col terreno di gioco, pallone lanciato in avanti, Cannella fermato fallosamente da Valenti. Tanto sarà doppio il cambio nella Monreale perché è pronto anche Campanella.
segnato Antonino Cannella. Batte Davi, non controlla Parlato che poi lotta con lo Iacono e gli porta via la palla. Uzzo per la corsa di Costantino che si ferma. Questo è stato il tocco, in ogni caso forse no. Sembrava che avesse toccato Console, in caso fallo laterale per il Don Bosco Partinico con la palla lunga. Parlato la fa rimbalzare, poi colpisce di testa. Fallo in favore del Monreale, con Parlato che la gioca per Uzzo. Uzzo cerca di liberarsi, propone questa palla stoppata, arriva comunque dalle parti di De Cofano che si accontenta del fallo laterale. Rischioso giocarla subito, meglio andare alla mano. Andrà con le mani Follari. Superati i primi 10 minuti del secondo tempo, Follari con le mani lungo, prolunga 6 dita, pallone che arriva al limite, Parlato calcia, forse con deviazione, no. E allora sarà semplice rinvio dal fondo. Esce Uzzo. Ed esce anche Costantino. Ingressi di Parrinello e Campanella, non cambia nulla a livello tattico. Un giocatore più di fantasia come Campanella, che qui subito va a recuperare il pallone. Cerca l'appoggio per Parrinello che scarica su Carlino, lo fa male. Qui la palla allontanata da Console. Davi scivola sul pallone, Carlino gli dà una mano a recuperare, poi ancora Davi commette fallo e riceve il cartellino giallo. Fallo su Saitta. Sicuramente non la miglior prestazione di Davide all'inizio del campionato. Capitare un lungo cammino, soprattutto con un infrasettimanale giocato 2 giorni dopo il precedente incontro, una giornata un po' storta, sta andando in tanti a casa Monreale, che è sicuramente il motivo per cui il punteggio per il momento è ancora in bilico. Tanto qui attenzione alla palla che arriva in area di rigore, l'uscita di Cannella sui piedi di Valenti. Avevo appena finito di parlare di un risultato ancora in bilico. Qui Parrinello con la palla allargata sul Randazzo, poi 6 dita per De Cofano, area di rigore, De Cofano, la palla parata in 2 tempi. E qui è stato bravo Marino perché si è spostato lateralmente. Qui fallo di Carlino su Francesco Marino. Dicevo, era stato bravo qui il portiere del Don Bosco Partinico perché si è spostato lateralmente come ad intuire la giocata di Marco De Cofano, che qui palleggia, gioca in avanti su Sedita, controllo, De Cofano di testa, poi Parrinello arriva in anticipo, la fa passare Parlato, Campanella ancora per la corsa di Parlato, posizione regolare, Parlato in area col destro, palla ancora fuori. E non si contano più ormai le palle gol sprecate dal Monreale. Però qui una bella uscita, palla al piede. È da sottolineare comunque l'ottima entrata in partita dei 2 innesti dalla panchina di Marco Parlato, però sia Campanella e Parrinello.
quali stanno dando verve e stanno dando qualità alla manovra offensiva della squadra in maglia blu, che qui attacca con la spalla Parrinello, guadagna calcio d'angolo. Andrà alla battuta Campanella. Sinistro, effettua rientrare con anche una leggera spinta da parte del vento. Campanella, secondo palo, colpo di testa a mettere fuori. Poi Davì, la rigioca, spazzata via da Franzone. Poi arriva Jaimo, anticipato da Marrocco. Jaimo però intercetta il passaggio. Parlato, la gioca. Parrinello in posizione regolare. Parrinello guarda la porta, ci prova con il destro. Palla fuori. Cercando di mettersi in partita Riccardo Parrinello, che era punto fermo della squadra nel girone di andata, poi pian piano si è un po' affievolito anche dopo l'espulsione. Qui intanto ancora Parrinello che recupera il dribbling, Parrinello destro, Riccardo Parrinello, il gol del 2-0 è il gol che arriva come una liberazione per il Monreale. Gran destro sotto la traversa e rete del 2-0. È Monreale che riesce a fare quel che non gli era riuscito in quest'ultima mezz'ora di gioco, ossia raddoppiare il bottino. Comunque si rivela vincente la scelta di effettuare questo doppio cambio. Parrinello che sembrava ben più voglioso, ben più dentro la partita rispetto ad alcune uscite del recente passato. È entrato molto bene in partita il 19, che ha prima creato un paio di azioni molto interessanti e poi al terzo tentativo l'ha messa dentro. Mezz'ora alla fine, 2-0 per il Monreale, decisamente situazione più confortevole per la squadra ospite, che qui non riesce a guadagnare un fallo laterale. La rimessa già battuta con Nobile che calcia e poi c'è un fallo su Marrocco. Per il Don Bosco Partinico, battuta corta, Nobile di testa ha parlato, poi Randazzo per Campanella, c'è tutto solo Seidita che parte in posizione regolare. Seidita si può involare a tu per tu con Marino. Seidita, l'arbitro fischia fuori gioco. L'arbitro fischia fuori gioco con Seidita che era partito 2 metri dietro la linea del centrocampo. Clamoroso abbaglio del direttore di gara. Clamoroso abbaglio del direttore di gara. Una situazione tra l'altro di facilissima lettura. Tra l'altro direttore di gara che fischiando fuori gioco con un colpevole ritardo anche fatto andare avanti l'azione. C'è Seidita a terra che nel contrasto con l'avversario è caduto male con la mano destra. Per completare l'opera, direttore di gara che fa partire l'azione praticamente dal limite dell'area del Don Bosco Partinico. Quando, se di fuorigioco si tratta, dovrebbe far ripartire dal centrocampo. Comunque punizione per il Don Bosco Partinico, scusate per l'analisi, per diciamo un commento personale che va al di là
del ruolo del telecronista, però errore veramente madornale da parte del direttore di gara. Intanto sbaglia il tocco Francesco Marino. Pronto Francesco Parlato nel Monreale. Probabile cambio in difesa dunque. C'è un cambio a testa, esce Giaimo, entra Francesco Parlato, dall'altra parte spazio per Di Simone. Dall'altra parte esce Davide Marino ed entra appunto Di Simone. C'è un fallo laterale per il Monreale. Sta accelerando gli esercizi di riscaldamento anche Greco nel Monreale, mentre Follari rimette in gioco, prolunga Campanella dove c'è Franzone che allontana. 6 dita, fermato da Di Simone, poi Carlino col tiro bloccato da Marino. Francesco Marino la gioca ancora il capitano, colpo di testa che non arriva da parte di Parlato. Allora attenzione dall'altra parte allo Iacono sul palo dopo la deviazione di Cannella. Monreale che non può permettersi distrazioni. Francesco Parlato con questo buco difensivo. De Cofano, Carlino, la sterzata, Parlato, De Cofano, Randazzo, passa dal centro, trova Serita, si muove Parrinello, la palla era per lui, intercettata da Console. Follari sbaglia il controllo, palla a Francesco Marino, De Cofano in qualche modo, poi Marrocco, lo scontro con Follari abbastanza vigoroso seppur regolare, è rimasto a terra il centravanti del Don Bosco Martinico che rimane a terra. De Cofano, arriva in ritardo Parrinello, poi Follari, quasi la recupera Valenti che poi la sradica dai piedi di Carlino. Campanella, Parlato, fronte alla porta, si muove sulla linea e il fuorigioco Parrinello, ancora una volta ben servito, ma c'è ancora una buona chiusura. Carlino aiutato da Parlato, mette fuori Valenti, rimessa per il Monreale. Siamo già nella seconda metà del secondo tempo. Campanella, questa volta la palla gli rimane quasi incollata al piede, allora prova la ripartenza Marrocco, arriva anche Francesco Marino, anticipa tutti Follari. De Cofano, Randazzo,
correre, palla lungolinea, 6 dita, fermato. Qui avanza Francesco Parlato, Randazzo, scodella bene, qui campanella per Francesco Parlato che è in aria, palla per Stefano Parlato, è il 3-0, è la doppietta di Stefano Parlato che pur non nella sua miglior giornata firma la doppietta, firma il gol numero 16, firma il gol del 3-0 per il Monreale. Gioca sul velluto nel Monreale che riesce a concretizzare le azioni da gol, ciò che non era successo ad esempio nel primo tempo, in generale nei primi 60 minuti. Decisamente sfiduciato, non potrebbe essere altrimenti Don Bosco. Tanto è arrivato tutto d'un tratto l'aggiornamento da Terrasini con il Cus Palermo che sta avendo la meglio per 3-0 su Città di Cinisi e ancora potenzialmente matematicamente potrebbe avere chance, perché attualmente Parma, Palla e Monreale hanno 40 punti e devono giocare una partita settimana prossima. Le Sultana San Lorenzo a 38 e deve giocare oggi col San Giorgio Piano, e se non vince oggi è già matematicamente fuori dalla lotta. Cus Palermo 37 che deve giocare un'altra partita, ovvero sia quella contro l'ATF, e qui attenzione perché poi subentrano anche altre situazioni come la differenza reti, anche se la Parma in fatto di differenza reti è una spanna sopra le altre. Intanto Franzone Campanella la gioca su Parrinello che palleggia in aria, poi col tacco cerca di servire il compagno, non ci riesce. De Cofano può essere zona di sparo per lui e infatti ci prova, tiro deviato e palla che si spegne in calcio d'angolo. È pronto anche Greco e il numero 16 per lui. In mezzo la girata e la doppietta anche per Parrinello, 0-4 qui a Balestrate. Che un bel gol da parte di Riccardo Parrinello che firma la doppietta. Complimenti a vicenda con Campanella che gli serve l'assist. Cala il poker il Monreale. Intanto Marrocco scambia con Marino, pallone messo in mezzo, Cannella con qualche brivido. Greco non riesce a controllare. Follari, Davi, gioca male. Marrocco. Interviene Campanella a recuperare, prova a far ripartire la squadra, c'è ancora Parrinello sul filo del fuorigioco, ancora una volta servito male. Ora può uscire in bello stile nobile. Lo Iacono intercetta Randazzo, poi Carlino, esce bene in ruleta e serve 6 dita, palla salta troppo lunga.
prova ad uscire, palla al piede del Don Bosco, con la palla che finisce in fallo laterale. C'è Greco sul punto di battuta, colpo di testa a cercare Parrinello, spinto, ed è punizione. 16 alla fine più recupero. Calcio di punizione con piccolo spoiler sul prossimo cambio del Monreale, visto che uscirà Davi ed entrerà Gulino. Tanto occhio alla punizione, Campanella e Carlino sul punto di battuta. C'è il fischio, il tocco di Carlino per Campanella che scarta un avversario, va a calciare col sinistro, palla alta. Console con la palla girata indietro, il lancio controllato da Campanella, sbagliato da parte di Baucina. Campanella porta a spasso il pallone, lo offre a Follari che scucchia ancora per Campanella, colpo di testa per Randazzo, altro colpo di testa in avanti, allontana Console, poi la palla facile preda di Cannella che deve solo stare attenta ai rimorsi, preferisce giocare corto su Follari che in anticipo. Saitta, Marino, ancora Saitta, arma il destro, viene ribattuto, poi Carlino. Randazzo fa correre Parrinello, il controllo in posizione regolare, Parrinello si invola e ancora una volta con inspiegabile ritardo arriva il fischio. Ancora una volta Monreale che non riesce a giocarla, allora Marino può andare a battere. Marino affrontato da Follari, rimessa per il Don Bosco, anzi no, rimessa per il Monreale. Follari cerca Greco, trova invece Seidita, Parrinello poi cambia gioco, lo fa bene su Campanella, mette giù Campanella, resiste a Franzone che però è più bravo di lui in questa circostanza. Marino, Console, calcia lontano sull'arrivo di Seidita, poi Saitta non bene di testa, Carlino, Parrinello sulla tre quarti, ancora Parrinello fermato, commette fallo involontario, ovviamente la sua entrata su Saitta. Francesco Marino, contrasto con Greco che gli porta via la palla, Parrinello, salta un avversario, ancora Parrinello, la tiene, tocco per Seidita, Seidita evita Console, poi il tocco per Campanella in posizione regolare, Campanella se la sistema, la appoggia indietro per Parrinello che apparecchia per il tiro, ribattuto, poi allontana ancora la difesa del Don Bosco Partinico in costante affanno, fallo di Follari su Marrocco, calcio di punizione. Con la giocata in avanti dove c'è solo Follari che però sbaglia il tocco, Francesco Marino cerca il destro, palla fuori.
esce da V, come preannunciato prima, entra Gulino. Come spesso accade alla difesa a 3 il Monreale. Ha parlato Gulino e Follari a comporre la linea, e con Greco e Campanella a giocare da esterni. Qui recupera una buona palla Saitta, poi Francesco Marini intercetta Francesco Parlato, non arriva Parrinello. Marrocco Di Simone fermato da Francesco Parlato, rimessa per il Don Bosco. Messa per Baucina, stacca Carlino che però non riesce ad arriva invece Parlato. Parrinello non riesce a prolungarla con la testa, poi rischia qualcosa e in effetti sbaglia il Don Bosco, non riesce a approfittarne Parlato. Nobile, tocco per Marino, palleggiano i due rischiando qualcosa, infatti per poco Seita non arriva. Console sbaglia, arriva Francesco Parlato di gran carriera da dietro, il tocco che non arriva per Parrinello. Carlino col ginocchio anche un po' scordinato la perde. Lo Iacono con il lancio che è facile preda di Cannella. Ultimi 9 minuti, vedremo anche quale sarà la gestione del recupero da parte del direttore di gara. Intanto Greco può prendere metri, avanza Greco che percorre la fascia destra, è arrivato praticamente sul fondo. Greco, la sterzata di Greco che poi non riesce ad evitare Console, poi Randazzo senza badare i fronzoli lo mette in fallo laterale. Parrinello qui in qualche modo la gioca, Greco che quasi scontra. Gulino, Campanella non riesce a giocarla su Parlato che comunque fa un gesto di apprezzamento al compagno. Console, lancio in avanti di testa qui. Follari che si è scontrato con Marrocco. Greco, Carlino, e poi sbaglia Gulino. Campanella, Parrinello alza la testa, guarda la porta, la cerca, calcia male. Cannella, palla per Carlino. I titoli di coda che sono scorsi già da tempo su questa partita. Ricordo ancora una volta per chi non fosse in visione in ascolto quando ne stavo parlando, si decide tutto settimana prossima. Intanto Marrocco ha lasciato il campo, quindi è in 10 Don Bosco Partinico, però si distende con lo Iacono, palla per Valenti.
Valenti cerca di proporre il cross, chiude Culino in fallo laterale. Dicevo che la prossima settimana si decide tutto con Parma Valoratorio San Vincenzo e Monreale Città di Cinisi. Monreale Città di Cinisi in diretta sul canale YouTube di Sportisili. Per il momento l'orario previsto è quello delle 17:30 di mercoledì. Attendiamo comunicazione ufficiale, ovviamente l'appuntamento in ogni caso ve lo diamo. Sei dita, Randazzo fa viaggiare Parrinello che non la tiene in campo, probabilmente era anche in posizione di fuorigioco. Console affrontato da Seidita, passa Console che però calcia addosso a Greco. Parrinello, Seidita cerca in aria Campanella, questa è una gran palla, Campanella davanti a Marino che si oppone con un grande intervento a salvare la sua porta. Non ci sta il portiere del Don Bosco Partinico a beccare un altro gol nel finale. Poteva sicuramente calciare meglio Campanella, ma è stato molto bravo Marino. Angolo per il Monreale, battuta lunghissima di Campanella. Console scambia con Franzone, ancora Console che calcia dove c'è Seidita, il controllo, Seidita se la porta avanti, va al tiro Seidita, ancora Marino in calcio d'angolo, senza dubbio ultimo a mollare il portiere del Don Bosco Partinico. Due interventi prodigiosi nel giro di pochi minuti. Qui sorvola la traversa questo tiro cross di Randazzo che stava per smentire subito quanto di buono detto sul conto del portiere di casa. La rimessa intanto per il Monreale. Parrinello si gira, serve Seidita, calcia addosso a un avversario, poi Greco in mezzo, intercetta Console che palleggia e spazza. Francesco Parlato. Come detto prima, hanno funzionato i cambi dalla panchina, 2 gol di Parrinello. Francesco Parlato stavolta è entrato nell'azione con l'assist per il momentaneo 3-0 di Stefano Prato, e qui ci prova alla distanza, palla fuori. Buono anche l'impatto di Campanella, molto buono l'impatto di Campanella, che tra l'altro ha anche servito l'assist a Parrinello per il definitivo 4-0. 4-0 definitivo se dovesse restare così, se non dovessero arrivare altri gol. Lo Jacopo si gira su Parlato, poi arriva Campanella a dare una mano. Campanella, Parrinello si gira, non aggancia ma c'è Randazzo a dare una mano. Randazzo al tiro, ribattuto Parrinello con la giocata, poi Parlato ancora. Parlato con il destro, Marino si allunga sulla sua destra, la mette in angolo. Altro giro dalla bandierina per il Monreale. Randazzo con il cross al centro, colpo di testa! E ancora Parrinello cala la cinquina, gran cross di Randazzo, gran colpo di testa di Parrinello, 5-0. Dunque 5-0 a 1 minuto e mezzo dallo scadere del 90esimo, mentre qui combinano un pasticcio Culino e Cannella. 5-1, errore da mai dire gol di Culino e di Cannella.
Cannella che non riesce a tenere la porta inviolata. Difficile commentare una situazione del genere, sono molto sincero. In ogni caso, cambia ancora il punteggio, 5-1. Qui Greco prova a passare, anticipo di Marino. Qui attenzione alla corsa di Sedita in area, mette al centro, c'è lo scarico, Parrinello, serie di finte, cerca di liberarsi per il tiro. Parrinello, altra finta, il tiro! 6-1 e cala il poker Riccardo Parrinello. Oggi senza dubbio la sua giornata. Dunque quando sta per scadere il 90esimo è 6-1, altro 6-1 dopo quello contro il Partinico Audace per il Monreale, che dunque si avvicina all'ultima giornata senza dubbio col sorriso. 12 gol in 48 ore. Qui ancora una volta situazione molto simile a quella di prima, questa volta Gulino corre verso l'esterno, la palla la perde, poi Valenti prova a passare, approfitto per andare con le considerazioni finali. Vittoria larga per il Monreale contro il Don Bosco Partinico, che segue quella contro il Partinico Audace. Appuntamento settimana prossima contro il Città di Cinisi al Boncore di Palermo, mentre sull'altro campo la parlano all'ospitale all'Oratorio San Vincenzo. Ne approfitto per ricordarvi, e lo faccio prima del triplice fischio, di iscrivervi al canale YouTube di Sportisili per non perdere neanche un contenuto da tutti i campi coperti dalla nostra realtà in diretta e con gli highlights, tutti sul nostro canale. Appuntamento anche sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, e anche sul nostro sito www.sportisili.it, dove potrete vedere tutte le notizie dedicate allo sport siciliano a 360 gradi. Tante cose, la prossima sarà una settimana molto ricca di appuntamenti in diretta. Si parte il sabato e si finisce praticamente il giovedì della settimana successiva, quasi un'intera settimana di grande sport, con appuntamenti dall'eccellenza alla promozione di calcio, la Serie B, la Serie C1 di calcio a 5 e anche il campionato nazionale juniores sempre di calcio a 5, oltre ovviamente all'appuntamento col Monreale, che sta per terminare il suo impegno qui al campo sportivo di Balestrate. Partita che sembrava un po' complicarsi nel primo tempo e che poi si è chiusa sul velluto per il Monreale, che ha segnato 5 gol in mezz'ora, facendosi anche gol da solo praticamente. Il direttore di gara che ha segnato il recupero. Siamo già a 2 minuti e 25 oltre il 90esimo. Valenti, questa volta fermato da Gulino, poi Greco, Parinello si muove su assist di Randazzo, poi la palleggia, la lavora ma la perde. Seidita, inesauribile anche al 93esimo. Seidita in aria, incrocia col sinistro, lo fa male. Quando è scaduto anche il terzo minuto di recupero, l'arbitro continua a lasciar correre sul 6-1. Scelta, sembra quasi una crociata personale quella di vedere un recupero non troppo lungo in situazioni di punteggio già determinate. Randazzo, Greco sul fondo, il cross di Greco molto interessante, nessuno crede a questa palla che si perde oltre il fondo, quindi andrà a rinvio Marino.
Palla giocata da Console verso Di Simone. Poi Saita, Marino, lancia Valenti, palla troppo lunga per lui. Il direttore di gara che guarda il cronometro. Sono già trascorsi 4 minuti di recupero. Rimette in gioco Gulino e il direttore di gara che fischia 3 volte. Finisce la partita. Trionfo del Monreale che compie il suo dovere. Batte 6-1 il Don Bosco Partinico. Sugli scudi Parrinello, autore di 4 gol, 2 gol invece per Parlato. D'altra parte clamoroso autogol di Cannella. Appuntamento prossima settimana, si decide il campionato, vedremo chi tra Monreale e Parmaval accederà alla fase finale. Intanto da Balestrata è tutto, un saluto e un ringraziamento da